tutti amici di Mattoscacco ed eccoci qui pronti per continuare questa scalata verso i 2400 punti. Il mio avversario ha 2400 punti Elo Lichess, quindi siamo nella piattaforma di Lichess, e dove giocherò qualche partita a 3 minuti commentandola, cercando di trasmettere qualche idea. Ok, stiamo giocando una difesa moderna dove io rapidamente cerco di conquistare il centro. Questa è un'apertura che per tanti anni ho giocato parecchio, l'ho approfondita, diciamo i pochi libri in circolazione li ho letti un po' tutti, pochi libri in circolazione sulla difesa moderna, e quindi ne conosco abbastanza. Dunque è una delle mie preferite. E chiaramente poi diciamo che nel momento in cui si giocano poi competizioni, tornei, il repertorio deve variare, però il mio primo amore è stata l'apertura moderna, apertura in cui il nero mette un alfiere in fianchetto, cerca da lontano di conquistare il centro e quindi cercare di indebolire e creare un po' di scompiglio lì proprio al centro della scacchiera. Ok, adesso in realtà siamo rientrati in una sorta di apertura estindiana, di difesa estindiana, e in caso di pedone per F5, alfiere per F5, invece qui il mio avversario ad occhio è caduto in un tranello, perché la donna insieme all'alfiere, insieme al cavallo, controllano le 4, però quando io faccio questa mossa attacco la donna e la desco in questa casa. Dunque alfiere F5, la donna è costretta nuovamente alla difesa dell'alfiere, torre C8, la donna è costretta alla difesa dell'alfiere, deve mantenersi sulla diagonale, ma dopo A6 non riesce a fare questo. Quindi in realtà il mio avversario è caduto in una trappola e stiamo sempre parlando di partite a 3 minuti, quindi poi alla fine l'errore ci sta, l'errore lo commettono tutti e quindi bisogna dare sempre il peso, diciamo il relativo peso alle partite, alle mosse di queste partite giocate su internet. Però didatticamente interessante questa trappola, quindi ogni volta che c'è questa tensione lì al centro, in realtà dovete sempre cercare di approfittare per aumentare il controllo, cioè creare questi temi tattici che in realtà tendono anche a ripetersi. Ok, torre 1 sulla scacchiera, mi vuole riprendere questo pedone, io nel frattempo voglio prendere quello centrale. La scelta può essere, la domanda è: posso difendere questo pedone? Direi di sì, magari con Don H4, mantenendo l'intenzione di prendere il pedone centrale. In caso di G3 la mia donna va in G4 e mantengo il controllo sulle case bianche. A questo punto torre C1 è un'ottima mossa per lui, e direi cavallo E7 porta un altro pezzo verso il centro, che è la mia priorità. Intanto mi rifaccio su questo e attacco questo pezzo, attacco questo alfiere, quindi guadagno un tempo, e a questo punto direi che è il momento di alleggerire un po' la posizione, quindi proporre il cambio dei pezzi potrebbe essere una buona scelta. Torre F7 in realtà non mi convince tantissimo, però donna G4 voglio prepararmi con torre di 1, cambiare tutto, in fondo una donna per la torre e quindi non mi resterà altro che semplificare. Se semplifico il gioco è tutto molto facile. Qui ho permesso torre per E5, questo chiaramente non avrei dovuto farlo. Adesso di nuovo tutto in discussione perché mi guadagni il tempo su questo, mi guadagni il tempo sul cavallo, quindi sul alfiere 5. Adesso è tutto molto difficile e ho sbagliato. Vediamo un po' come posso cercare di tappare l'errore, forse con donna G5, perché su donna G5 se lo mi cattura la posizione è ancora in discussione. In realtà H4 per lui è molto forte. Su H4 probabilmente devo fare questa, dopodiché ok, lui si difende. Però sulla difesa ho torre qua, e su questa torre F1 e su torre E8, torre 7 ci sarà una ripetizione. Questa torre non è in grado di andare giù per minacciare matto, semplicemente perché è inchiodata. Se lui vuole provare a vincere dovrà cambiare le torri, riportare la torre giù, infatti è quello che sta cercando di fare, però a questo punto mi limiterò a non fargli avanzare i pedoni e cercare di mangiarli. Tanto questo lo blocchiamo. Su torre 1 metto la donna bloccatrice, che non è il pezzo migliore per bloccare la posizione, e centralizzo il re, mio unico vantaggio. Ok, intanto D5 la facciamo, blocchiamo sulle case bianche, è quello che devo cercare di fare. Adesso accelero un po'. D4 è la mia idea, tanto re 7. D4 continua a essere la mia idea, donna B5. A questo punto direi donna qui. D4 continua a essere la mia idea. Se la torre si sposta, come in questo caso,
D4 è molto forte. Re F5, cerchiamo di dargli matto. Voglio entrare in H3. Se vado in H3 avrò delle minacce di matto. Ok, per adesso le minacce di matto ce le ha lui. E F3 non è possibile perché la donna inchioda e la mia minaccia è pedone per H4. Ok, re per G5, a questo punto donna B5, il tempo stringe, poco tempo, re va nei 6 sicuramente. Andiamo torre D4, ripeto, perché ho poco tempo, altrimenti donna C6 minaccia D4, quindi dovrà chiudere quella diagonale. E non lo fa, e allora cerchiamo appunto di riproporre D4. D4 mi sembra un'ottima mossa. Ok, questo scacco lo diamo, la donna va in F3, facciamo così, scacco intermedio, ritorno qui, e a questo punto donna F3 minacciando questo pedone. Tanto il tempo scorre. Adesso H4, facciamo un tentativo di vittoria. Re qui. Re qui anche perché è la tipica mossa che lui non si aspetta, quindi D4 chiudo tutto. A questo punto mi sposto, l'alfiere è in presa, lui si sposta anche. Ok, il tempo scorre, qui bisogna cercare di essere molto veloci. Mani indietro, vado qui, donna C2, scacco intermedio, vediamo se ce la faccio per il tempo. Ok, vinto per il tempo, sono stato più veloce. Peccato perché l'apertura chiaramente aveva creato una posizione molto comoda, poi vinta per il tempo. Ok, adesso cerchiamo, io ho giocato D4 come prima mossa, il mio avversario mi gioca E5 e questa cattura chiaramente potrebbe portare a situazioni, a un finale, però non voglio portare un finale, lo rientro in un'altra apertura che si chiama apertura Philiton. Su questa mossa in realtà c'è una partita molto bella di Morphy in cui il bianco cattura e il cavallo C6 è la scelta più pratica ma anche quella più impegnativa perché di fatto mi dà un pedone. Vediamo, intanto accettiamo questo pedone, alfiere per D6 è la scelta più concreta, forse un po'. Adesso alfiere B5 cercando di semplificare un po', non so quale sia la sua idea, adesso direi arrocco, alfiere per C6 la giocherò, ok, su alfiere per C6 mi mangio in H2, non è quello che voglio, magari faccio cavallo D2 intermedia. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, a questo punto non ho più il tempo di mangiare in C6, quindi cavallo E5 è la mossa che mi aspetto, oppure cavallo D4. Ad ogni modo, il mio pedoncino in più l'ho ottenuto dopo l'apertura. Questa alfiere probabilmente riandrà in E2 per sottrarsi l'inchiodatura. Se posso fare alfiere per C6, senz'altro la giocherò. E allora sì, alfiere per C6 sicuramente. Qui mi direi che mi sposto. Donna E1, quella che crea magari meno problemi. Quindi anche donna E2. Donna E2 era senz'altro possibile. Va bene, a questo punto E5, la mia donna va in E4. Prendo spazio, c'è una fila di alfieri possibilmente attaccabili. A questo punto è il momento di creare delle semplificazioni. Cavallo C4, voglio cambiare un alfiere, la torre riprenderà in C1. In realtà il futuro di questo cavallo è quello di andare in A5. Ok, su questa mossa direi donna D4. Ok, donna D4, voglio prendere A7. C5, C5 donna D6, donna D3. Ok, su questa donna C3, se mi cambia riprendo. Poi mi mangi in F3, è vero che mi rovini una struttura, però io ho qualche cattura, qualche scacco intermedio lì. Tanto qui semplifichiamo un po', con alfiere per F4. Intermedia fastidiosa, ma anch'io ho la mia intermedia fastidiosa, perché adesso sto minacciando alfiere per A7 con il matto imparabile. B4, ottimo intermedio, voglio fare alfiere per C5 con vittoria immediata. E continuo la pressione con alfiere per C5. Alfiere per C5 qui vincerebbe perché poi ci sarà una successiva cattura in A7. A questo punto alfiere per C5 ripropongo la minaccia perché alfiere A7 mette in evidenza il fatto che la donna non si è difesa e dunque alfiere A7 è vincente. Guadagno la donna e mi aspetto dal mio avversario l'abbandono. Ok, apertura molto interessante e alla fine siamo rientrati in una Philidor dove il mio avversario ha deciso di sacrificare il pedone sin dall'apertura. Prossima e ultima partita, anche questa la gioco di bianco, vediamo D4, magari un'apertura, propongo un'altra apertura a me molto piacevole che è questa cavallo C3 che porta a un'apertura
e stile attacco verso. Donna 5 è una mossa interessante perché a volte vuole saltare in E4 con il cavallo. Io gioco F3. Non mi preoccupa l'ingresso in E4, anzi dopo E4 mia sto minacciando chiaramente dei fastidiosi cambi. Alfiere D7 la mossa, sì, quella che mi aspettavo, magari donna E2, forse donna D3. Tutte le semplificazioni in realtà mi danno una posizione che mi piace. Alfiere D2, occhio alle scoperte contro la donna. Qui senz'altro donna E2 perché cavallo per D3 sarebbe stata una mossa che guadagnava un tempo e il mio cavallo ripiegherà verso il centro. Qui intanto arrocchiamo così ci togliamo un po' dai problemi e dalla mancanza di spazio. La mia apertura, ok, interessante ma probabilmente non precisa. Adesso su B4, che è la mossa che mi aspetta, il cavallo torna indietro, cerco di bloccare sulla cassa C4. Questo è il mio piano. Quindi cavallo F4, cavallo E3, voglio bloccare su C4, occupata la casa C4, è tutto più facile per me, lui è d'accordo con il mio piano e quindi cerca di renderlo un po' più complicato. A questo punto gioco C4 per bloccare, in caso di presa al passo cambi le donne e il mio alfiere si posiziona in C3, comodamente sulla diagonale più lunga. Se non mi cambia il passo, quella che considero molto interessante per lui è senz'altro la spinta in B3. La spinta in B3 è quella che considero un po' più interessante, va bene, intanto qui cambio, il mio alfiere va in C3, l'idea è cambiare in E5 e riposizionare un cavallo in C4. Dunque torre D1, mi preparo a giocare cavallo D3 e a semplificare un po'. Magari posso ancora aspettare. Ok, lui vuole fare torre B3, ma sì, perché no? Direi che torre D3, cavallo D3 può andare bene. E cosa mi aspetto? Cavallo per D3, torre per D3, alfiere per C3, pedone per C3 e da parte sua cavallo E5 è la mossa migliore, però quando questo cavallo andrà via dai 5 io salterò in C4, questo è quello che mi aspetto. Intanto vado un po' verso il pre-move, quindi le mosse che considero obbligate per il mio avversario poi alla fine sono quelle che si verificano un po' di più facilmente. F4, scaccio il cavallo, il mio cavallo in C4 domina la posizione perché guadagno un tempo anche su A5 e scacco intermedio, va bene, semplifichiamo la torre e poi così come da programma il mio cavallo va in C4, cavallo D3 forse per creare un po' di scompiglio, però cavallo C4 minaccio un pedone, ma non sto minacciando soltanto un pedone, sto minacciando un pedone e prossimo alla promozione. Ok, questa devo ammettere che l'ho sottovalutata. Allora, Re F2, cavallo C3, Re 3 e si ricomincia. Il mio cavallo va in C6 e il pedone andrà in avanti verso la promozione. Ok, questo è interessante. Cavallo qui su torre per Re D3 e su questa. Forse devo proprio ridurre le mie speranze di vittoria e rassegnarmi in un finale di cavalli equilibrato. Ok, catturerò il pedone in D6. Cattura del pedone in D6, avrò un pedone in D5 sostenuto da un altro pedone, quindi abbastanza forte, però non era proprio la posizione che volevo giocare. Ok, questa per lui è interessante, vediamo, intanto catturo e cavallo per D6 e allora qui riprendo, lui mi riprenderà, cavallo per D6 e adesso mi dirigo verso questa debolezza però faccio un passaggio intermedio, probabilmente voglio attaccare anche qui. Va bene, niente da fare, qua i pedoni superstiti sono pochi, le possibilità di vittoria diminuiscono e quindi non resta altro che andare verso una situazione di pareggio. Mi dirigo verso quel pedone, lui mi mangia C2, io mangio C5 e terminiamo così questa partita. Quindi cavallo qui, l'idea è cavallo per C5 sulla spinta Re D4, il cavallo andrà via, Re per C4, la posizione è chiaramente equilibrata. Ok, quindi 2,5 su 3, la scalata verso i 2400 punti continua e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare?
Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!